Buongiorno a tutti, sono Temossi Giorgio, questo è il mio canale Surfcasting GBT Liguria. Quest'oggi voglio portare alla vostra attenzione un commento che ho ricevuto, come ne ricevo tanti tutti i giorni, un po' differente, che non parla solo di pesca ma di una situazione che merita un attimino di essere approfondita e di essere portata a conoscenza di tutti. Tutti i generi di aggressioni verso il prossimo non sono assolutamente giustificati e non lo saranno mai per quanto mi riguarda e spero anche per la legge italiana. Ho ricevuto un commento, un messaggio di aiuto probabilmente dal mio amico Antonio che viene dalla regione Campania. Adesso ve lo leggo così possiamo anche capire un attimino bene. Giorgio, buongiorno, ti chiedo un favore. Sensibilizza un po' per tutti il grave problema che abbiamo noi nella zona della litoranea di Salerno. Venerdì scorso abbiamo subito l'ennesimo attacco sulla spiaggia di notte di extracomunitari addirittura con coltelli da macellaio. Non è successo a me, ma a colleghi che come noi amano surfcasting. Mi devi credere, non è bello ad ogni lancio guardarsi le spalle. Le autorità fanno quello che possono, ma non è abbastanza e ci stanno costringendo ad andare a pescare armati. Un ragazzo di 23 anni è in gravi difficoltà, con l'unica colpa di amare come noi la pesca. Anche il guardiano del lido, che è andato a soccorrerlo, è stato ferito. Tempo fa addirittura in un regionale per i campionati italiani di surfcasting, anche un altro mio amico è stato aggredito. Sempre con un coltello. Morale della favola, il mio amico non va più a pescare per lo spavento e la paura. Questo messaggio si descrive da solo. Io odio assolutamente la maleducazione e la violenza, quindi potete ben pensare che cosa penso di questa situazione che vi porto all'attenzione. Quindi io sono assolutamente sgomento, disgustato, non ho parole per gesti del genere, soprattutto verso persone che non hanno fatto nient'altro che passare qualche ora a rilassarsi. E non dico nient'altro perché non è un canale sicuramente politico il mio e non lo vorrà mai essere, anche se il mio carattere è decisamente più deciso e forte rispetto ad altri miei colleghi del settore amatoriale della pesca. Che dire, sicuramente le mie uniche parole sono di tanto portarvi all'attenzione cosa sta succedendo lungo il litorale campano, quindi quello che posso dirvi è di fare attenzione, possibilmente non farvi giustizia da soli, ricordatevi che la giustizia e le autorità competenti ci sono, potete benissimo chiamare il numero unico 112 in caso di emergenza. Cercate per favore di fare attenzione, magari andate a pescare con qualche vostro amico, non fatevi giustizia da solo amici perché dalla ragione passate al torto. È vero sì che l'aggressione è un reato, ma la difesa personale non lo è, quindi se siete portati alle strette cercate di fare il possibile senza esagerare. Queste sono le realtà che purtroppo questa crisi economica, questa crisi dettata dalla pandemia e altre mille ragioni ci stanno portando, e purtroppo io non giustifico assolutamente queste situazioni di violenza e non le giustificherò mai, non sono assolutamente da motivare per motivi economici, motivi di salute. La maleducazione e l'aggressione verso il prossimo non vanno assolutamente giustificati. Io, avendo la possibilità di farlo tramite un canale di pesca che sì, parla di pesca in Liguria, ma ha toccato anche tanti argomenti che interessano ai pescatori e agli amatori di questo bellissimo passatempo, che io chiamo passatempo perché non lo definisco uno sport, in tutta Italia. Quindi io porto alla luce e dico solamente ai pescatori intanto della regione Campania, che sono vicino a voi, come lo sono sempre stato. Siete persone fantastiche, super divertenti, che fate sentire a casa le persone. Fate sentire a casa tutti quanti, italiani e non, quindi la parola extracomunitario non deve essere per forza vista in brutta luce, perché siete la dimostrazione, io ho avuto modo di conoscervi,
che avete un cuore grande per tutti quanti. Quindi con questo apro e chiudo la parentesi, in caso ci fossero dei malpensanti che potessero aggettivare queste persone come razzisti. Io vi assicuro che i razzisti sono ben altri. Chi ha avuto la fortuna di andare in questa meravigliosa regione se ne accorgerà. E chiudo qua questa parentesi perché non voglio andare oltre. Io dico solamente fate attenzione, possibilmente andate a pescare con qualche amico, guardatevi sempre attorno e in caso di situazioni anomale 112 sul vostro cellulare, fate immediatamente una telefonata, dite immediatamente dove siete, sperando sempre che questa situazione anomala, io la chiamo anomala, ma vedo un po' in tutta Italia una situazione che non mi piace assolutamente, finisca. Io voglio lanciare anche un messaggio: se queste persone, questi due ragazzi, io leggo due ragazzi sui 23 anni circa, mi potete dire il nome, scrivermeli su anche il mio contatto Facebook, io adesso vi lascerò su una banda qua del video dove trovarmi. Mi potete dire i nomi di questi due ragazzi, soprattutto di questo ragazzo che da questo brutto incidente ha smesso di pescare, perché vorrei motivarlo io personalmente, e quindi se potete mandarmi i nomi di questi ragazzi mi farebbe piacere contattarli personalmente. Detto questo, io vi saluto tutti, sono sempre a vostra disposizione e andiamo avanti ragazzi e non smettiamo mai di amare questa meravigliosa passione che è la pesca, per nessun motivo al mondo. Un saluto a tutti.